a Kandahar in Afghanistan avevo bevuto l'acqua di una cisterna pubblica che era tutto dire e quindi mi ha procurato l'epatite. Un giorno ho detto a casa: domani vado a farmi un viaggio. Dove vai? In India. Come? Era il 72 praticamente. In autostop vado. Dovevo avere anche una giustificazione. Fare un viaggio così per se stesso? No. E allora da un amico fotografo sono andato e gli ho detto, che poveraccio non c'è più, mi serve una macchina fotografica, 2 obiettivi, un centinaio di rullini, me li dai e te li pago quando torno a casa. E lui ha detto: guarda, prenditi quello che ti serve. Nel contempo però ho trovato un rapporto con un'agenzia di diffusione generica fotografica francese che mi ha detto: guarda, se tu fai delle fotografie generiche, noi te le compriamo se sono valide, le pubblichiamo nei testi scolastici e ti diamo, facendo il dovuto cambio, 25.000 lire a fotografia. A me è andato bene. E da lì con l'autostop sono partito, sono stato via 4 mesi e mezzo, solo soletto, con uno zaino che era in armadio, e ho avuto tutta una serie di incontri interessantissimi che poi mi hanno servito. Una volta tornato a casa ho venduto le foto, ho pagato l'attrezzatura, mi sono trovato però per 2 mesi in ospedale con un'epatite da alimentazione importante, perché a Kandahar in Afghanistan avevo bevuto l'acqua di una cisterna pubblica che era tutto dire e quindi mi ha procurato l'epatite. Ho fatto 2 mesi d'ospedale, dopodiché cosa faccio? Assieme a un amico ho aperto uno studio